È il problema dei problemi, perché se non si giunge ad una conclusione veloce, rapidissima, è chiaro che il bilancio della provincia è ingessato fortemente. Da un lato la riclassificazione delle strade in attesa della sottoscrizione dei verbali di consegna, dall'altro la quantificazione del valore delle strade di montagna, la cui gestione da qualsiasi parte la si guardi è più onerosa rispetto al resto della viabilità del Veneto. L'Assemblea dei Sindaci della provincia di Belluno ha affrontato il tema nel pomeriggio a Palazzo Piloni, ma i dubbi sono rimasti tutti. Questa è la partita che determina poi la sopravvivenza dell'ente, perché altrimenti noi ci ritroviamo come ente provincia a gestire l'ordinario. Non ci sono alternative, la Regione deve prendersi in carico quello che le spetta e questo vuol dire che poi si potranno gestire con una società che può essere Veneto Strade, quel che è, però innanzitutto ognuno si deve prendere in carico quello che è proprio, punto e basta. La provincia sono anni che ormai sta facendo di tutto per tenere in piedi la baracca. Riclassificare le strade senza avere una visione di dove arrivano le risorse poi per gestirle è un grosso problema. Soluzioni è difficile trovarne, sono curioso di capire poi nella riunione cosa emergerà, insomma, perché chiaramente c'è forte preoccupazione su cosa succederà, sulla qualità appunto delle strade, della gestione delle strade e delle manutenzioni. Il presidente Roberto Padrina ha fatto un excursus storico sulla vicenda delicata della gestione delle strade, per la cui manutenzione fino al 2010 la contropartita dello Stato era pari a 15 milioni di euro, poi più nulla o quasi. Ieri Padrina si è incontrato con l'assessore regionale Elisa De Berti per fare il punto della situazione tutt'altro che fluida. Il rischio è che la gestione delle strade possa diventare il grimaldello di una battaglia ad uso e consumo della politica. Abbiamo eletto un presidente e un consiglio provinciale proprio perché dia delle soluzioni al territorio. La provincia è dei sindaci e probabilmente con una condivisione su questi temi si potrebbe trovare la quadra.